Per il TG anche a Esen un bel mercato del bestiame e che in Galaheur Federici in domanda la tradizione che il mercato era iniziata quando? Le è cominciata al mese di ottobre dell'anno passato e hanno fatto volta al mese, la quarta domenica del mese. E ogni volta il mercato ha una tematica differente, quella di gennaio e quella di Sant'Antonio Abate con la benedizione degli animali. Ecco, e le aziende, tutte le aziende locali del posto, dell'Alcamonego o anche quelle di Forestier? No, noi abbiamo deciso di chiamare appena quelle dell'Alca Monica anche per una questione di aiutare un po' l'agricoltura dell'Alca Monica e quindi che ne è mia di forestiere. Ecco, è un bel penhacker qui perché non ha bisogno di lavorare, ma mi cercare il freffo dal letto. E i prodotti che in vendita è prevalentemente prodotti formai sé, oppure anche animali? Ma fino adesso la maggior parte è formai e halal perché è la stagione che favorisce i prodotti che poi in prima era però hanno già delle richieste per portare anche della verdura, della frutta e chi la urla. Gli animali è mia perché ha problemi di certificati chi la urla per cui che è per me durante i mercati. Ecco. Allora con la Heur Federici all'agricoltura del Comune di Esen, ma intite insomma la monna volta Heur e qua anche ricà che il mercato che è fatto quando ogni Le fa tutte le quarte domeniche di ogni mese. a Esen. A Esen è una piaga del Comune. Ma heit che in che Heur la benedizione di tutti gli animali diciamo, dell'agricoltura e i nostri animali domestici e qua anche tengono due queste benedizioni. Allora, noi che stanno ripristinati che la tradizione che fino adesso è mai stata fatta nel Comune di Esen, è stata fatta per aggregare un po' quel che riguarda l'agricoltura, quindi gli animali tipo le acche, le pecore e i sce, con gli animali che la maggior parte della zeta della grande paese, cioè i gacci, i cai, i cunici, quindi per favorire un po' che tutta la zela più coniugare e benediti ci sono animali che ganno delle hoca. È una bella penhava. Ma la ricademia è San Paolo, ma è Sant'Antonio Abate. Sì, perché martedì Pahal è stata la festa della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, quindi noi abbiamo pensato di ricorrere ovviamente la domenica anche il handcake, che è il portatore degli animali e degli alleatori. La benedizione degli animali è di Sant'Antonio Abate o no? Sì, diciamo che sempre, tutti i giorni sono buoni per la benedizione degli animali perché sono creature di Dio anche loro, quindi nel momento in cui noi benediciamo queste simpatiche creature benediciamo il creato. Però a me mi piace perché oltre agli animali ha benedita anche le persone, in primis le persone, poi gli animali. Naturalmente, visto che siamo degli animali ragionevoli, credo che prima di tutto veniamo noi, poi loro. Per TG Poto da Esen, ma finito, la prossima volta, vi